La decisione della Slovenia di erigere una barriera di filo spinato sul confine sta danneggiando l'Istria. L'Italia costringe l'Unione Europea a discutere delle sanzioni contro la Russia. Gli accordi di Dayton hanno garantito alla Bosnia la pace, ma le hanno rubato il futuro. La crisi costringe molti greci ad abbandonare le città e ritornare in campagna. Boris Pahor, scrittore ultracentenario triestino e sloveno, racconta il suo secolo. Il filo spinato, tagliente come migliaia di rasoi prima della sua messa in posa nei pressi della frontiera sloveno-croata nel sud-est del paese, nei punti di maggior flusso migratorio, veniva definito dal governo di Lubiana una barriera tecnica per convogliare i migranti nei punti di raccolta. Ma in poche settimane il tecnicissimo filo spinato è stato esteso dall'esercito per 140 km lungo tutto il confine, diventando una misura preventiva, anche in quei territori dove di migranti non c'è l'ombra da oltre 60 anni, come per esempio in Istria sul fiume Dragonia, a 50 km scarsi dall'Italia. Un'imposizione dall'alto che il sindaco di Pirano, il ghanese Peter Bosman, male accetta. Per noi l'Istria è un unico territorio a cavallo della Slovenia e della Croazia e siamo tristi vedendo recinzioni che qui non conoscevamo. Il governo ci ha colto di sorpresa comunicandoci 2 giorni prima che l'esercito avrebbe posto il filo spinato sul fiume e noi non avevamo possibilità di replica. Lo considero un grave errore, una misura inutile che pone barriere alla circolazione delle persone e direi dell'amicizia. È indignato il sindaco della Croata Buje, che assieme ad altri 9 primi cittadini istriani, croati e sloveni ha inviato una lettera al primo ministro sloveno. È una vergogna per tutti noi, una ferita enorme e praticamente anche un'offesa per noi istriani, sia dalla parte croata sia dalla parte slovena. E poi possiamo aggiungere anche gli istriani di Muggia e di Trieste che sicuramente non la vedono bene questa cosa. È inaudito, non potevamo immaginarlo neanche nei sogni più orribili, perché qui vabbè che ci sono stati i confini, ma eravamo tutti contenti del 2013 quando siamo entrati in Europa. Il fiume Dragonia è fonte di irrigazione per i campi di contadini croati e sloveni e i campi a volte hanno anche una nazionalità diversa rispetto a quella del proprietario, ma questa è l'Istria. In alcuni casi l'esercito, che dall'inizio della crisi dei migranti ha ottenuto dal Parlamento anche poteri speciali, ha così avuto ordine di lasciare dei varchi nei pressi dei guadi. I contadini non vogliono parlare, ma sono arrabbiati, e anche coloro che auspicano il respingimento netto di tutti i migranti sostengono che il filo spinato serva ben poco, se non a ferire gli animali selvatici e domestici. Intanto il direttore del Museo del Mare sloveno, Franco Juri, con una decina di colleghi sloveni e croati, ha scritto una lettera al premier Cerar che si tolga quanto prima il filo spinato. Il filo spinato rappresenta sia a livello simbolico ma anche, ahimè, materiale, un danno enorme per la convivenza in quest'area, è un ostacolo anche pericoloso per l'ambiente, per gli uomini, per gli animali. Noi che cerchiamo di superare i confini con la cultura, dovevamo anche dire la nostra per permettere a questo territorio di respirare a pieni polmoni la sua cultura e la sua multiculturalità. Juri sottolinea anche l'ipocrisia di questa cosiddetta misura preventiva, perché il filo tagliente non è stato posato lungo il tratto delle saline dove non è ancora definito il confine con la Croazia. Una dimostrazione simbolica di forza, forse anche rispetto alla Croazia e soprattutto rispetto all'Unione Europea, di fronte alla quale cerchiamo di mostrarci forse più schengeniani di Schengen. Un filo che comunque ferisce la comunità italiana che abita in Slovenia e in Croazia. È una terribile ferita perché va ad approfondire un confine già innaturale, un confine che vedevamo stava per svanire appunto con l'entrata della Croazia nell'Unione Europea e con la speranza che la Croazia entri in Schengen quanto prima, e rischia di creare profonde fratture anche in questo territorio, ma anche profonde conseguenze per quanto riguarda lo sviluppo culturale, turistico ed economico del paese.
L'Ucraina e la guerra nel Donbass ritornano d'attualità. A riportare in primo piano la questione è stata la diplomazia italiana. Il governo Renzi ha preteso che a Bruxelles sulla questione delle sanzioni alla Russia non ci sia un prolungamento automatico deciso dalla conferenza degli ambasciatori, ma ha preteso una discussione politica. L'Istituto per il Commercio Estero ha calcolato che a causa delle sanzioni l'export italiano in Russia dall'agosto 2014 a quello del 2015 è passato da 36 a 19 miliardi di euro. L'interesse dei nostri esportatori non è però il solo motivo che induce l'Italia a frenare sulle sanzioni contro la Russia. A mio parere non si arriva a nessuna soluzione politica e diplomatica se non finiscono le sanzioni. Non esiste la possibilità di avere in tempi brevi una conferenza internazionale che presieda alla possibilità di ricostituire un'Ucraina nella quale vi sia una forte autonomia anche dalle parti della Federazione Russa se non vengono tolte le sanzioni. Le sanzioni che durano 1 anno e mezzo impediranno per almeno altri 2 anni di riuscire ad arrivare a una soluzione politica e negoziale. E questo è ciò che di peggio può capitare, perché le frizioni militari che in questo momento si sono fermate potrebbero rincominciare e lì allora non vi sarebbe più nessun tipo di possibilità di arrivare ad un vero tavolino che sistemi una volta per tutte alla vicenda dell'Ucraina. A volere la conferma delle sanzioni sono gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Polonia e i paesi baltici. L'Italia ha percepito questo ragionamento e lo ha percepito secondo me in maniera molto giusta, perché sa che vi sono degli altri fronti e che l'Ucraina potrebbe essere presa nei ragionamenti fatti sul fronte del Mediterraneo. Sta tentando quindi di risolvere il problema dell'Ucraina perché sa che questo coinvolgimento della Federazione Russa in Siria può avere delle ripercussioni verso l'Ucraina, quindi tenta giustamente di risolvere 2 problemi in uno: da un lato il problema economico delle piccole imprese che soffrono, dall'altro togliere un fortissimo problema alla Federazione Russa in modo da poterla portare a un tavolino negoziale, e mi pare una strategia assolutamente vincente. Sullo sfondo del dibattito però rimane la questione dei gasdotti per il trasporto del gas russo in Europa. L'Unione Europea 1 anno fa ha bloccato la costruzione del gasdotto South Stream che, attraversando il Mar Nero, evitava l'Ucraina per passare attraverso i Balcani fino all'Italia. Alla costruzione del gasdotto erano pesantemente interessate sia l'ENI sia la Saipem. Sembra però che Bruxelles usi 2 pesi e 2 misure. La cancelliera Merkel ha infatti avviato il finanziamento per il raddoppio del gasdotto Nord Stream che attraverso il Baltico porta il metano russo a prezzi stracciati alle industrie tedesche. Sui fronti del Donbass intanto, malgrado sporadiche scaramucce, la situazione migliora. Grazie alla mediazione dell'OSCE continuano gli scambi di prigionieri, gli armamenti pesanti sono stati ritirati, rimane però ancora da negoziare un'integrazione politica e amministrativa delle regioni secessioniste filorusse nel sistema statale ucraino. Parliamo ora di un successo dell'industria italiana della Saipem, che nel porto polacco di Swinoujście ha costruito un rigassificatore. Per la prima volta ai moli dell'impianto è attraccata una gassiera, la Al Nauman del Qatar, con a bordo 200.000 metri cubi di gas condensato. La Saipem ha iniziato a costruire il terminal gas naturale liquido sul Baltico nel 2006. Il GNL trasportato dalla prima gassiera sarà usato per l'avviamento tecnico dell'impianto, che dovrebbe entrare in funzione entro il 31 maggio prossimo. Il contratto della società polacca di gas PGing con Qatargas è stato firmato per 20 anni e prevede una fornitura annuale di 1 milione di tonnellate di gas GNL. Il terminal sul Baltico ha un'importanza strategica per la Polonia perché permetterà la diversificazione delle forniture di gas, finora garantite dalla Gazprom di Putin. Sono passati 20 anni dalla fine della guerra in Bosnia ed Erzegovina, una guerra in cui sono morte almeno 200.000 persone, 1 milione i profughi, vittime della pulizia etnica. A porre fine alla carneficina furono gli accordi di Dayton, accordi che l'amministrazione Clinton impose ai responsabili della tragedia, il serbo Milosevic, il croato Tudjman, il musulmano Izetbegovic. L'Università di Udine ha dedicato all'avvenimento un seminario, un'occasione per ricordare come quei trattati hanno garantito la pace ma anche condannato la Bosnia ed Erzegovina a rimanere ostaggio dei nazionalismi.
La Bosnia sta già negoziando con l'Unione Europea per avvicinarsi alla stessa Unione Europea, per essere integrata nell'Unione Europea nel futuro, e per quello sono necessarie tante riforme che con il blocco che attualmente c'è fra i maggiori gruppi e i partiti etnici dei maggiori gruppi è difficile realizzare, anzi è impossibile realizzare. La paralisi delle istituzioni in Bosnia ed Erzegovina ricorda in qualche modo la sterilità dell'Unione Europea. Si tratta proprio della questione dello specchio, cioè noi vediamo la Bosnia e in verità vediamo anche la stessa Europa. È proprio così. La capacità dell'Europa di far cambiare le cose in Bosnia dipende molto dallo stesso Stato di questa Unione Europea, che purtroppo anche questa è molto più difficile oggi rispetto a ancora 10 anni fa. La diplomazia internazionale sta valutando se applicare in Bosnia il modello italiano di decentramento dello Stato, garantire i diritti delle minoranze nazionali con i modelli applicati in Trentino Alto Adige o in Friuli Venezia Giulia. La Bosnia-Erzegovina è una federazione, anche se le due entità che la compongono hanno davvero una forza molto più significativa dello Stato di Bosnia-Erzegovina. Ecco, l'idea di creare forme di decentramento territoriale forte, magari anche asimmetriche, per cui alcune regioni possono avere dei poteri differenziati, ad esempio del Trentino Alto Adige o del Friuli Venezia Giulia, tenendo conto delle particolarità di quei territori, può essere vista come una strada per cercare di bilanciare le esigenze, le domande anche di maggiore autonomia, se non addirittura secessionistiche, e l'esigenza di mantenere insieme, mantenere unita l'intera popolazione dello Stato. La Bosnia ed Erzegovina ha circa 3.800.000 abitanti, la disoccupazione è al 28%, ma tra i giovani supera il 60%. La media degli stipendi è di 400 euro. Nel febbraio del 2014 c'è stata una sollevazione popolare contro la corruzione e la povertà. A Kotluk, nella Bosnia orientale, gli investigatori hanno trovato una fossa comune e recuperato i resti di 55 persone. Si tratta di musulmani assassinati dalle truppe serbo-bosniache di Ratko Mladic dopo la caduta di Srebrenica. Nel luglio del 1995 i serbi, dopo la conquista dell'enclave musulmana che era stata dichiarata area protetta dalle Nazioni Unite, uccisero 8.000 prigionieri musulmani. Quando lasciai questo piccolo villaggio per inseguire i miei sogni nella grande città, la nonna mi chiamò e mi disse: nipote mio, ricordati che ogni posto, grande o piccolo che sia, può offrirti le stesse gioie e gli stessi dolori. Napoleon Sliaglis ad Atene rimase solo pochi anni, il tempo di fare carriera e realizzare i suoi sogni. Poi, molti anni prima che scoppiasse la crisi greca, decise di tornare a Kalarites, un paese di 20 abitanti arroccato sulle montagne dell'Epiro. Oggi Napoleon prepara caffè e pranzi tipici per i turisti. Chissà, se fossi rimasto ad Atene, forse oggi sarei stato uno dei tanti cinquantenni senza lavoro. Ma sapete perché ho lasciato la città? Perché lì ero in contatto con tantissime persone, ma in realtà non ne conoscevo nessuna. Qui ce ne sono poche, ma le conosco tutte. Molti residenti di Kalarites si sono trasferiti in città, ma ogni weekend vengono a trovare Napoleon tra le montagne. Il villaggio è famoso in tutto il mondo per la lavorazione dell'argento, ma da qualche anno gli artigiani si sono spostati nella vicina Ioannina, creando un consorzio e una scuola di cesello. Anche questo antico mestiere, a quanto pare, non conosce crisi. I nostri prodotti non conoscono la crisi perché unici al mondo, hanno una qualità che si basa su una tradizione ormai secolare. Per fronteggiare la crisi greca, Napoleon dalle sue montagne lancia ai giovani un invito. Tornate in periferia, fate rivivere i vecchi villaggi che per secoli hanno dato da mangiare e da vivere a tantissime persone. I campi, l'allevamento, il turismo possono darvi il lavoro che cercate in città. Non perdete tempo.
A pochi chilometri da Calarites, nel grande canyon scavato dal fiume Calariticos, qualcuno accende una candelina all'interno dell'antico monastero cristiano ortodosso di Chipina, scavato nella roccia, dedicato alla Madonna. Oltre ai turisti, molti giovani greci vengono qui per pregare, forse anche prima di prendere decisioni importanti, come quella che accomuna gli abitanti di Metsovo. Lasciano il villaggio per andare a studiare, ma tornano a casa perché sanno che in paese troveranno lavoro. Noi ragazzi dopo la laurea torniamo a Metsovo perché, pur essendo un villaggio di montagna, offre lavoro da sempre. Per questo veniamo ad aiutare i nostri genitori. Metsovo è una località turistica di montagna, ma è anche una piccola macchina del tempo. 2 musei, uno a monte, l'altro a valle. Nel mezzo tanti negozi. Nella parte bassa c'è la casa più bella del villaggio, rimessa a nuovo per non dimenticare come si viveva nel passato. Famiglie molto unite, ambienti in comune, aiuto a vicenda. La grande città? Se voglio divertirmi, la sera posso sempre andare a Ioannina, dista solo 40 minuti. Online una nuova piattaforma sviluppata dall'Osservatorio Balcani Caucaso e dall'ECPMF, il Centro Europeo per la Libertà della Stampa, grazie alla quale giornalisti, politici, studiosi e cittadini possono accedere a materiali riguardanti la libertà e il pluralismo dei media in Europa. Oltre a garantire accesso sistematico a pubblicazioni rilevanti e aggiornate, la piattaforma include sezioni dedicate agli strumenti legali a tutela della libertà dei media in Europa e alle opportunità formative per giornalisti e blogger. Io la conoscenza l'ho fatta a 7 anni, quella prima casa che brucia di cultura a Trieste che ha 6 piani. Vedo la casa che arde, tutta una fiamma era quella. Il rogo del Narodni Dom nel 1920 non è solo il simbolo della repressione dell'identità slovena negli anni del fascismo, ma è il ricordo che ha segnato tutta la vita di Boris Pahor. Lo scrittore triestino di origine slovena, più volte candidato al Nobel, ha 102 anni, è uno dei testimoni del secolo breve. Ha attraversato 2 guerre mondiali, ha vissuto quella che definisce la distruzione dell'identità del suo popolo e l'inferno dei campi di concentramento, quelli dimenticati dove furono internati i detenuti politici. Nei campi di distruzione ci hanno fatto lavorare con la malattia, con la fame, eccetera. Il suo racconto del Novecento torna nel dialogo con gli studenti del suo ultimo libro, Quello che ho da dirvi, il tentativo di raccontare quello che non c'è scritto nei manuali di storia e di partire dalla memoria per capire il presente. Bisogna conoscere la verità vera, no? Non quella fatta apposta per mostrare come una nazione era grande. La vera storia è quella scritta della gente che ha vissuto quella. Per l'autore di Necropoli ad alimentare il terrorismo internazionale dei nostri giorni è la vendetta contro un Occidente da sempre dominatore. Si vendicano di quello che il cosiddetto Occidente, no, ha fatto quando c'era l'occasione di dominare, no? Purtroppo. E questo bisognerebbe esaminarlo oggi, no? Il Papa ha ragione, non è la guerra che vincerà, non ha mai vinto, no? La speranza del cambiamento passa anche per l'amore. L'amore non vuol dire solo un corpo maschile e un corpo femminile che si uniscono, eccetera. È bello, l'amore è una comprensione, è un'armonia, ma deve essere anche amore sociale, dico io. È stata la donna che mi ha fatto, col suo amore, che mi ha fatto convincere che merita ancora credere nell'uomo, perché intanto c'è lei che crea l'uomo nuovo. C'è sempre speranza che uno di questi uomini, rappresentante di tutta l'umanità, dica finiamola col distruggersi a vicenda.